Amici di Sportisti, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Vincenzo Presti di Gela per Gela Don Carlo Misilmeri, giornata numero 18 del girone A di eccellenza siciliana. Parte la traiettoria, bassa, entra in porta, il gol del Gela che sblocca il match con Cocimano 1-0 dopo 6 minuti, la rete direttamente sul calcio di punizione di Cocimano ha sorpreso tutta la difesa avversaria. Occhio al pallone dentro per Arcidiacono, finta, decisivo l'intervento di Cerniglia. Ma il Gela non ha problemi a riconquistare il pallone qui, non ha problemi Pellegrino ad effettuare la scivolata. Gueye se la allunga e può prendere campo. Il cross d'esterno, occhio alla traiettoria, oltre la traversa. E allora Privitera. Lancio profondo, Cocimano mette giù contro Basile il duello. Va sul mancino ancora Cocimano, dentro. Poi il tentativo di Arcidiacono. Servito da Arcidiacono, Savasta va con il sinistro. Cosentino davanti a lui, riesce comunque il cross in due a toccarla. Zummo oltre la traversa, calcio d'angolo, brivido. Sale Cocimano a sinistra come punta centrale addirittura Arcidiacono. Il destro da fuori di Cocimano sulla traversa. Privitera, Cocimano aspetta il pallone assieme ai compagni in area, ancora Privitera al cross dopo aver scambiato con Arcidiacono. Il colpo di testa fuori di Giuliano. E altro tiro di Cocimano sul fondo. Parte Lavardera verso la porta, stupendo il gol di Ivan Lavardera che non esulta da ex 1-1. Che punizione per il pareggio della Don Carlo Misilmeri, Ivan Lavardera. Ancora tutto invariato tra Partenico Dace e Casteldaccia, qui il colpo di testa di Savasta, Zummo, grande parata. Cerniglia, pallone per Mendolo, il tiro da fuori, Colace, il pallone rimane in aria, lo spazza il Gela. Cross in mezzo, trattenuta la maglia di Gueye, Manfred esterno, fuori per il capitano dei biancazzurri. Apertura per Caronia che ha preso il post di Arcidiacono, pallone in mezzo, colpo di testa di Gigante che voleva far da sponda per Cocimano. Adesso Gueye corre Manfred, fa sportellate con Giuliano, occhio alla diagonale per Lavardera e 1 contro 1 con Colace. Lavardera oltre la traversa, occasione incredibile per il Misilmeri, va corto, Privitera scambia con Caronia, cross basso, allontana il Misilmeri con Cerniglia, la prende Caronia, serie di rimbalzi, il cross in mezzo, secondo palo, Agudiac ci ha provato, il pallone rimane nell'area piccola, allontana il Misilmeri. Pallone per Cocimano al limite, riceve il pallone, calcia, Zummo! In qualche modo si continua. Cocimano, eccolo Gigante, un po' più libero, potrebbe metterla in mezzo, il cross e colpo di testa da parte di Caronia e ancora Zummo. Cocimano da uno sguardo in aria, anticipato Basile, cross in mezzo di testa, Zappala sul fondo. Basile ancora fuori, si continua adesso con Privitera che gira. Maidana, cross in mezzo, colpo di testa di Zappala, fuori, all'interno dell'area, è proprio lui, è proprio il Gela a fare 2-1 con Simone Giuliano, l'ex della partita che esulta. Il Gela rimane dietro, cerca di gestire questo pallone fino alla fine, si prova il cross, c'è il calcio d'angolo. Ma soprattutto c'è il triplice fischio ufficiale, il 2-1 del Gela, soffertissimo sulla Don Carlo Misilmeri, l'ha decisa l'ex Simone Giuliano nel tempo di recupero.